Ecco, sicuramente quello di questa sera è il convegno che è praticamente a corollario delle 3 anni durante i quali sono stati fatti gli studi per venire a capo su quelle che sono le problematiche legate alla flavescenza dorata. La flavescenza dorata della vite rappresenta una patologia abbastanza importante, anzi molto importante, perché la vite nei nostri territori dà sostentamento, è un'attività economica molto importante che ha permesso alla comunità di progredire, di trovare benessere, di trovare progresso, e le attività collaterali alla coltivazione della vite quindi hanno trovato spazio sempre di più. Basti pensare a tutto lo sviluppo delle piccole coltivazioni, sono stati valorizzati anche quelli che sono i siti monumentali, i siti artistici, e quindi ecco, legati alla vite c'è tutta un'economia. La risoluzione della flavescenza dorata come patologia quindi rappresenta un momento importante per il nostro territorio. Ecco, Banca Prealpi c'è.